Ecco, ci troviamo in Villa Comunale, siamo con il candidato per la presidenza del Veneto, Lorenzoni. Io le volevo fare subito una domanda così, quasi forse un po' provocatoria. Ma chi gliel'ha fatto fare sfidare Zaia che è dato al 70%? Il 70% è molto virtuale perché è l'indice di consenso quello che lui ha fatto nella gestione dell'epidemia. Ma chi me l'ha fatto fare è sicuramente la consapevolezza che un'alternativa ad un governo che dura da 25 anni è possibile ed è auspicabile per la regione. Abbiamo avuto un governo che si è progressivamente appiattito e ha poco dinamismo, mentre ci sono tante forze nel Veneto che attendono una progettualità, che attendono di investire nella sostenibilità, di investire in un'economia legata ad una svolta ecologica che è più che mai urgente dopo il periodo del virus. E intorno a me si sono raggruppate delle forze che io ritengo molto competenti e molto valide, che rendono credibile il mio progetto nelle comunità locali. Ad esempio oggi è qui Silvia con me, ma insieme a lei tanti altri che nel Veneto si sono messi a disposizione di questo percorso e io credo rappresentino una grande opportunità per la nostra regione. Sì, lei è un esperto di energia. Io avevo preparato anche quasi una battutina, insomma, che lei sprecava un po' di energia contro Zaia, ma non è così, insomma, dalle sue parole. Ma assolutamente no, anche perché la proposta di un'alternativa deve iniziare a concretizzarsi e io credo che noi stiamo iniziando questo percorso e anche qualora per qualche ragione non dovesse andare bene il 20 settembre, noi avremo un'alternativa valida, pronta, che crescerà nel tempo, qualunque cosa succeda e che sarà pronta a governare la regione alla prima occasione. Beh, allora due domandine flash e poi passiamo all'altro candidato, in questo caso alle regionali come consigliere. Due parole sul Mose e uno su come ha visto la vicenda delle mascherine regionali di Zaia. Come la giudica? Un'operazione marketing e come è andata a finire poi? Perché Grafica Veneta non si capisce se poi è diventato un cliente. Partiamo dal Mose, che è un'opera che a questo punto è arrivata ad un tal livello di avanzamento dei lavori che io mi auguro che funzioni. È stata un'opera che ha comportato degli sprechi enormi, ma a questo punto l'auspicio veramente è che aiuti a salvaguardare Venezia perché è indispensabile e ne abbiamo bisogno subito. Per cui, ecco, fa sorridere che qualcuno non si ricordi di essere stato tra i promotori dell'opera, ma Non può chiamarsi fuori Zaia. non può chiamarsi fuori, certamente no, ci sono, voglio dire, i filmati in cui lui si congratula con se stesso per l'apertura dei lavori. Ma funzionerà alla fine? Ma io me lo auguro, perché a questo punto con tutto quello che abbiamo speso di soldi nostri, del governo e anche soldi della comunità internazionale, deve funzionare a tutti i costi. Sulle mascherine? Sulle mascherine, è stata veramente, ritengo, un'operazione di marketing. Per Grafica Veneta alla fine si è aperto un grande mercato perché oggi sta lavorando molto sulla fornitura di mascherine e indubbiamente ha avuto una grandissima vetrina nei giorni più intensi dell'epidemia. Per cui L'avevano fatta passare per donazione e basta ma la donazione all'inizio. nei confronti c'è stata e questo, diciamo così, è stato un gesto di gratuità che però poi si è trasformato in un grande investimento pubblicitario. Allora, ultimissima domanda, se insomma, qualche sondaggio l'avrà fatto anche lei, insomma, il suo entourage, dove pensa di arrivare come percentuale? Guardi, per me la cosa più importante è che ogni giorno il sondaggio mi dia un po' più su del giorno precedente e questo finora sta accadendo. Dove arriveremo ancora non lo so, glielo potrò saper dire il 19 di settembre perché sono convinto che in questo mese il nostro progetto prenderà piede, decollerà e quando le persone vengono a conoscere il nostro progetto, le nostre idee e il nostro modo di governare il Veneto sono convinto che incontri il favore dei cittadini. Bene, allora cerchiamo di passare a chi spera di entrare con lei a Palazzo in Regione, insomma, a Silvia Piccini. Lei cosa ci vuol dire? Ma allora, io dico che il Veneto che vogliamo finalmente offre una valida alternativa a quello che è stata una gestione della cosa pubblica che negli ultimi 25 anni ha lasciato
più all'immaginario che al concreto. Per quanto mi riguarda, cerco di portare la voce di un territorio che è stato completamente dimenticato e abbandonato dalle politiche regionali in termini di sanità, in termini di ambiente, in termini di politiche giovanili che non vanno assolutamente tralasciate. Ovviamente parlo anche a nome di un gruppo di persone che come me ha condiviso le idee del movimento del Veneto che vogliamo, di cui sta aderendo al movimento sin dalle prime ore, sottoscrivendo nell'appello e convinta che può essere un'alternativa valida per costruire un futuro migliore. Vogliamo spendere anche una parola sul candidato, perché lei insomma sostiene Lorenzoni che non è con una tessera di partito, mi sembra, arriva dalle civiche, questa è un po' un'anomalia, fra virgolette, no? C'è stata anche un po' di battaglia all'inizio insomma, su questa cosa qua. È un plus per voi o no? Per quanto mi riguarda sì, perché è proprio l'emblema di un percorso civico che parte dal basso appunto e che si pone all'ascolto dei bisogni reali del territorio, quindi al di fuori di ogni logica di partito e con umiltà ma competenza e serietà sicuramente sarà in grado di amministrare appunto questa regione con facilità, con coraggio, facendo anche delle scelte radicali rispetto al passato. Allora, quindi, sì. sì, allora chiudiamo facendo quale invito a chi ci guarda e ci ascolta. Agli elettori cosa volete dire? Ma che ci vuole coraggio, questo sì, ci vuole coraggio per cambiare ciò che, lo ripeterò all'infinito. Poi le idee ce le avete, insomma. Sì, le idee ci sono proposte concrete, c'è l'ascolto al territorio, al cittadino, cosa che per 25 anni non c'è stata. L'ultima parola a Lorenzoni, prego. Sì, io voglio dire questo, che ogni voto è importante, indispensabile per dare un segnale che un governo diverso è possibile, che la tutela dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini, l'accompagnamento delle imprese nel processo di innovazione possono essere fatti con una determinazione completamente diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Il momento è ora. Bene, grazie e auguri a voi. Grazie.